Oggi voglio raccontarvi una storia a lieto fine. Nasce tutto dal desiderio di organizzare una reunion da parte di Luca, uno dei compagni delle scuole elementari Dino Romagnoli di Bologna, classe 1978. Basta avere un pulmino a disposizione, un po' di spirito organizzativo, l'immancabile ristorante preferito caldo ed accogliente, la voglia di rincontrare vecchi compagni di classe e... Facebook! Sì, proprio Facebook. Allora basta pubblicare la foto di classe dei tempi che furono, taggare i vecchi compagni di classe ed ecco una reazione a catena di commenti senza eguali. Luca imperterrito, con l'aiuto di diversi amici, rintraccia l'intera classe e commento dopo commento sale l'adrenalina e la voglia di incontrarsi, fin quando arriva il fine settimana tanto atteso. Stiamo passeggiando per le vie di Bologna, la temperatura è leggermente bassa. Non è vero, si sta benissimo. No, leggermente bassina. Infatti io ho dimenticato i guantini. Emiliana, come potete vedere, c'ha i guanti super pesanti. Tu non li hai voluti, è diverso. Tra un po' passa qualcuno e mi frega pure la telecamera. Sì, aspetta, piano piano. Sto riprendendo. Sono partito da Bologna con le luci della sera. Se tu mi stai aspettando, mentre io attraverso il mondo. E finalmente la scalata sulla Torre degli Asinelli. Dall'alto Bologna ha un fascino incredibile. Siamo arrivati sopra la Torre degli Asinelli. Ivan, com'è andata il viaggio? 3500 gradini? Sì, ho i piedi un po' roventi, però va bene lo stesso. Loro sono i nostri ciceroni qua di Bologna. Alessandro, eccolo qua. Ciccioni di Bologna, Ivan. Non dico che dividerei una montagna, ma andrei a piedi certamente a Bologna. Per un amico in più, per un amico in più. Finalmente sul polmino che ci porterà al ristorante. Abbiamo avuto la possibilità di scambiare 4 chiacchiere dopo 22 anni. Ecco, signore e signori, Fabio! Ciao Fabio! Ciao Omar! Buonasera! Ciao a tutti, ciao a tutti! Ciao a tutti ragazzi qua! Benvenuti Alessandro, ciao, benvenuto! Buonasera! Buonasera, eccoci! Due Alessandri di seguito. Alessandro! Due Alessandri di seguito. Esatto. Ciao Alessandro, tutto ok? Tutto bene. Va bene. Ci conoscevamo qualche capello fa, è vero? Luca invece non fa vedere i suoi capelli perché... Ce li hai i capelli? Fai vedere! Ah, ecco qua! Ecco Luca! Ah, Daniele! Controlliamo se c'hai sempre la mazza di... No, la mazza ce l'ho, ma è la custodia adesso. La della custodia, va bene, ok. Ecco, quella che è venuta così non si sa per quale motivo, perché non gliene frega niente delle attività ricreative che facciamo sull'autobus. Sono al telefono con mio figlio. Ah sì? Cioè la spengo, dai, spengo. Fai sentire la voce. Mi mandi un messaggio quando va Nanna? Ah, mi mandi un messaggio quando va Nanna? Chi? Tuo marito? Quando va Nanna al marito mi mandi un messaggio, praticamente il figlio gli manderà un messaggio. Stasera. Ecco la Masha! Eccoci qua. Buonasera. Allora, da questa parte su Facebook è vestita da sposa, ha fatto, non so se a ottobre mi sono sposata. Si è sposata. Oh, si è sposata. Vanessa, ciao Vanessa. Ecco qua. Non troppo vicino, dopo momento. Ah, ecco, effettivamente. Poi, ecco qua. Le bionde, vedete? Giusto. Alessandra, ciao Alessandra. Cresciutella, passato qualche anno ormai. Birbantella. Ok. Non dirne tanto. Abbiamo una foto insieme per la prima comunione? Sì, sembriamo marito e moglie. Addirittura. Ecco Stefania, ciao Stefania. Ecco perché ti sei trasferito. Sei scappato da un futuro. Sandra, signori, lei è Sandra. Ho preso un buco. Ok. Sandra, lei ha cambiato colore dei capelli perché ce l'aveva un po' più chiari, è vero? Sì, l'età questa che va. Anche se sono più chiari sotto. Anche se? Hai modificato tu, è un trucco allora. Fatto anche la plastica al seno, facciamo vedere? No, aspetta. Ecco qui, dulcis in fondo, abbiamo... Rosalia. No, avete Rosalia, Rosalia. Rossella, ciao Rossella. Ciao.
Tu non c'eri nella foto quella che abbiamo, però, vero? Sì, no, c'era. Chi è che mancava? Oh, ce l'ho con te stasera! Naturalmente ad essere state invitate anche le maestre, ancora conservate in ottimo stato. La maestra Francesca, salve. Benvenuta. Ciao. Lei è Stefania che rompe sempre. Che mi intromesso. Non sono intromesso, no, ho sbagliato. Ecco la maestra Franca, salve. Siamo piccoli ragazzi di allora, di praticamente 22 anni fa. Anche di più forse. Si ricorda di noi? Sì. Noi adesso qui ancora a tavola noi, Dica, io sono quella bionda, perché si ricorda quella mora la bionda. Come le veline, ce la adesso le passo Francesca, che la vuol salutare anche lei, che è quella mora. Signora, arrivederci, la salutiamo. Pronto? Buonasera signora. Perché mi sento molto ricco e molto meno infelice, e vedo anche quando c'è poca luce, con un amico in più, con il mio amico in più. Esperienza che consigliamo di fare, ma soprattutto cena che ci prefiggiamo di rifare. Un evento fantastico, grazie a Facebook noi siamo qui a cenare insieme, provate a farlo anche voi. Ed ecco la vecchia foto e la nuova foto. Sono passati un po' di anni, precisamente 22. Per il momento, l'ultimo commento è questo. Non ho parole per descrivere quello che si prova in un'occasione del genere. Sicuramente è un ricordo da portare nel cuore, per sempre, nella classifica tra gli eventi più belli della propria vita. Grazie a tutti. Andrei a piedi certamente a Bologna, per un amico in più. Forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico